Sicurezza sul lavoro, questa è la richiesta principale dei sindacati per il 1° maggio 2025. Come da consuetudine i rappresentanti dei lavoratori, insieme alle istituzioni, hanno dato vita a una manifestazione in Piazza dei Signori a Padova per celebrare quella che è una giornata di festa e di riflessione. Dal palco si sono susseguiti i discorsi dei segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL, ma non solo, perché è stato dato spazio anche a molti lavoratori che tra precariato, stipendi bassi e infortuni sul lavoro hanno raccontato le loro esperienze. Il 1° maggio non sappiamo che farcene, non è una festa di compleanno, è la nostra festa, è la festa dei diritti dei lavoratori e delle conquiste ottenute attraverso le lotte sindacali, una festa seria che ricorda chi per quei diritti ha combattuto fino al sacrificio della vita. Dalla piazza si sono poi mossi anche molti giovani armati di rose per portare un fiore a chi, nella giornata della festa dei lavoratori, non può riposare. Si è parlato di sicurezza sul lavoro, si è parlato di dignità. Oggi è una delle giornate più importanti, noi parliamo anche di referendum e parliamo del diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di lavorare e di poter però anche conciliare con la propria vita. Parliamo di dignità, il 1° maggio è delle lavoratrici e dei lavoratori e di tutti i cittadini di questo paese. E oggi insieme ai ragazzi dell'Udo, della rete degli studenti medi, noi portiamo una rosa di solidarietà e di pace a tutti i negozi, a tutte le commesse e i commessi che oggi sono costretti a lavorare.